Fuga da Venezia. Nulla di nuovo sotto al sole. Che la città più bella del mondo sia abitata da turisti non è una notizia e che i veneziani doc siano una specie in via d'estinzione nemmeno. La sentenza dell'ultimo censimento, insomma, suona più come una conferma che come una sorpresa. Negli ultimi 10 anni in laguna c'è emorragia di residenti, un calo del 3,6% in netta controtendenza con le altre città venete che, un po' per la riqualificazione dei quartieri, un po' per quel serbatoio che la crisi ha ridotto e che si chiama immigrazione, richiamano sempre più abitanti. In testa Vicenza con un più 4,4%, ma crescono anche Belluno e Treviso, stabili Rovigo e Verona. Venezia no, Venezia cala e cala per tanti motivi: gli affitti alle stelle, la scomodità della vita quotidiana, il costo salato della spesa, ma anche i limiti fisici della cerchia urbana stretta dall'acqua che non si può allargare se non sulla terraferma. Risultato: affonda anche il numero dei residenti. Vivere a Venezia è roba da ricchi, per gli altri è sempre più difficile. Van via per motivi di affitti, di spesa per appartamenti, insomma, ma non perché van via perché Venezia si sta male, anzi Venezia si sta molto bene. Perché la città è costosa, poi tutte le case vengono trasformate in bed and breakfast o in alberghi e dunque non si possono pagare gli affitti per rimanere qua. È il discorso economico principalmente, oltre che logistico, perché è una città abbastanza difficile. Lei è veneziano? Sì, sono veneziano. Ha intenzione di andarsene? Probabilmente sì. È troppo cara e le case costano troppo e si va via. Lei è veneziana? Sì, sì. Ha intenzione di andarsene? No, spero di no. Mi piacerebbe restare sempre qua, però diventa troppo costoso tutto. I veneziani hanno le idee chiare, qualcuno suona la ritirata dalla laguna, qualcun altro intende resistere ancora, finché può, perché poi, per chi può godersela, c'è l'altra faccia della medaglia ed è quella di una Venezia che in ogni caso, sempre e comunque, è la città più bella del mondo. Venezia è la città al mondo che ha coniugato meglio storia e modernità. In tutte le città del mondo si creano le zone pedonali, noi siamo avanti 100 anni, siamo un'area pedonale intera e riusciamo a vivere pur non avendo l'automobile sotto casa.